Sapete, a Rete Veneta con Focus e con altri nostri programmi, domani sui giornali troverete dei titoloni sui 35 leader mondiali spiati dai servizi segreti americani. Insomma, sì, è una notizia che colpisce, però poi, come dicevamo all'inizio, si parla di quello, si parla dell'antimafia e si parla molto poco della condizione in cui siamo ormai costretti a vivere in questo Paese. Poi avremo un altro ospite. Volevo ancora fare una domanda a Pacuola perché ha parlato poco rispetto ad altri. Ecco, se lei volesse, come tanti ragazzi, no, pensare a mettere su famiglia, ad affittare una casa, che cosa pensa che potrebbe fare? Perché, voglio dire, tanti ragazzi li chiamavano bamboccioni, adesso sono costretti a stare in casa dei genitori non avendo occupazione. Sì, no, dico che adesso come adesso, con la crisi che c'è, perché i soldi sono sempre pochi e le persone, sì, non ce la fanno neanche ad avere dei progetti di vita alla fine e quindi sono costretti se hanno i genitori, a stare a casa con i genitori o trovare, non so, dei piccoli lavoretti per tirare avanti, insomma, ma non ci sono più prospettive, dico, che uno possa farsi una vita, ecco. Una volta era più facile perché si facevano i sacrifici, però si otteneva qualcosa. Adesso fai tantissimi sacrifici e sei sempre punto a capo, cioè non riesci a migliorare, cioè la situazione non cambia, almeno io posso parlare della mia esperienza, insomma, che ho. Io ho fatto tante cose, ho cercato di venire fuori anche nei momenti di crisi che ho avuto, ma ho lottato, cioè ho lottato facendomi anche del male pur di venire fuori e di emergere da queste situazioni. Però dico, le nuove generazioni, sì, è giusto anche, cioè, che facciano anche delle dimostrazioni. Non dico che facciano come i black bloc che distruggano, perché la distruzione non porta mai a un miglioramento, perché distruggere non è crescita, non è sviluppo. Però per farsi capire, alla fine, a mali rimedi, cioè estremi mali, estremi rimedi, insomma, cioè, se uno vuole farsi sentire e farsi dire guarda, siamo qua, darci delle risposte, che sennò noi non sappiamo cosa fare, insomma, è quello. Grazie a Marco Pacuola. Tutte le persone che vengono in questo studio spesso vengono poi contattate dalle poche imprese che ormai riescono ad assorbire manodopera, quindi speriamo che qualcuno a Pordenone o anche altrove possa offrirle un lavoro. Vediamo la protesta degli imprenditori e poi torniamo da Massimo Lionello. Noi siamo abituati a lavorare, non fare le notati all'aperto, ma se serve ci attrezziamo anche a fare questo. Con la loro politica ci hanno messo in mezzo a una strada e noi dormiremo per strada. In diverse centinaia, imprenditori, dipendenti, studenti, pensionati hanno preparato i sacchi a pelo e domani partiranno per Venezia, dove si arrangeranno a passare la notte alla bene e meglio in Campo San Geremia. Qui potranno contare sull'unico appoggio logistico dell'impresa, quello offerto dal parroco della chiesa che si trova sul campo scelto per la notte. Ci ha messo a disposizione la chiesa e la sacrestia perché non avevamo corrente, non avevamo niente, e ci ha dato le chiavi della chiesa, quindi lode al parroco di Venezia, insomma. Una manifestazione nata in modo spontaneo sulla rete che ha accolto adesioni da mezzo Veneto e anche da altre regioni vicine. Dopo la notte all'addiaccio, sabato i partecipanti sfileranno per Calli e Campielli fino alla prefettura. Ma noi abbiamo bisogno di una legge sui pagamenti, cioè noi non possiamo condizionare la gente a aspettare pagamenti 120-180 giorni, quindi c'è una regola che c'è, basterebbe togliere solo quella dicitura salvo accordi diversi e cominciamo già a lavorare in maniera diversa. Naturalmente la pressione fiscale è notevole, quindi noi con oltre il 68% di pressione fiscale non ce la facciamo più. Ma vi rendete conto, questo era William Beozzo, presidente dell'API di Bassano del Grappa, che gli imprenditori sono arrivati al punto
di dover dormire all'addiaccio nei campi e nei campielli per far sentire la propria voce, per protestare, per avere l'attenzione che meritano, da domani sera dormono a Venezia per terra, gli imprenditori del Veneto, robe da matti. Massimo Lionello. Dottore, quello che io ho sentito questa sera mi spaventa ulteriormente e temo che gli sforzi che stanno facendo molti imprenditori per far cambiare le cose siano vanificati da questo atteggiamento di menefreghismo dei nostri politici. La prego di consentirmi di pubblicizzare un evento che è stato organizzato da un'associazione antiusura della città di Pordenone, che è Feder Friuli, che si svolgerà domani nel comune di Roveredo in Piano alle ore 18 e che vedrà partecipare noti avvocati italiani esperti nel campo dell'usura e dei rapporti bancari. Questo per aiutare gli imprenditori, per scolarizzare in qualche modo gli imprenditori che si trovano ad affrontare banche che non fanno più il loro lavoro, banche che sono diventate di fatto delle grandi finanziarie. Vi ricordo l'evento, ore 18 nel auditorium del comune di Roveredo in Piano, domani sera, Feder Friuli. La ringrazio infinitamente per l'opportunità che mi sta dando e se mi permette vorrei pubblicizzare anche un numero verde al quale possono telefonare le aziende che hanno problemi con le banche. Noi assicuriamo un servizio gratuito di supporto e di aiuto nei confronti di tutti quelli che ce lo chiederanno. Il numero verde è 800 960 112. Rispondo io stesso a questo numero e garantisco a tutti un ascolto attento del problema e quindi poi un'analisi successiva. A questo punto non posso fare altro che ribadire quello che ha detto anche il sindacalista. È necessario fare forza comune per spingere i nostri politici a rivedere l'atteggiamento delle banche. Va ridotta totalmente la spesa pubblica per poter ridurre le tasse. Non serve a nulla abbassare le tasse dell'1,5%. Abbiamo bisogno che le tasse alle imprese e ai lavoratori, perché anche i lavoratori recuperino la possibilità di spendere questo denaro, almeno del 20%. E dico almeno perché bisognerebbe abbassarla almeno del 30%. Se voi sapeste le offerte che vengono fatte alle nostre aziende per andare a delocalizzare nella vicina Zagabria, inorridireste. Qualsiasi imprenditore si sentirebbe portato, ma noi amiamo l'Italia e vogliamo bene ai nostri lavoratori e vogliamo investire qui, anche perché la qualità del lavoro degli italiani è impagabile. Del resto gli americani non comprerebbero il nostro prodotto se fosse fatto meglio dai bulgari piuttosto che dai polacchi. Comprano italiano perché noi siamo più bravi. Sono più bravi anche i nostri politici però a venderci alla Germania. Dobbiamo metterci tutti assieme, dobbiamo combattere contro lo strapotere dell'Europa. Io lo so che la mia idea non è condivisa da tutti, ma uscirei dal sistema monetario europeo domani mattina. Vi chiedo scusa per lo sfogo, ma è determinante per me far conoscere queste idee, perché vedo che nessuno ne parla e nessuno ne parla con chiarezza. Grazie dottore. Grazie a lei, grazie a lei. Allora, Maria Pistorello, CGIL Venezia. Chi sono i pensionati che si salvano, no? Dal blocco degli aumenti? C'è un tetto oltre al quale ci sono la legge di stabilità del governo Letta prevede per le prime 3 fasce fino a 3 volte il trattamento minimo ed è circa un trattamento minimo INPS pari a circa 500 euro mensili lordi. Quindi fino a 1.500 euro mensili lordi avranno la rivalutazione per intero, che quest'anno è stimata all'1,2%, comunque ci vuole ancora il decreto del Ministero perché sia resa ufficiale. Vorrei proprio spiegare un attimo, perché la rivalutazione così come è calcolata non va a coprire davvero, come dicevo prima, no, la perdita del potere d'acquisto delle pensioni, perché noi vediamo tutti i giorni, credo tutti noi qui anche nello studio che andiamo a fare la spesa al supermercato, vediamo come
crescono, ma proprio visibilmente, i prezzi dei generi, specialmente di prima necessità. L'inflazione, il sistema proprio di rivalutazione che è in vigore ormai dal 92, sono più di 20 anni che è in vigore, purtroppo non dà il riconoscimento, quindi fa in modo che purtroppo, come abbiamo visto in questi anni, ci sia questa fascia di pensionati medio-bassi che sta scivolando verso la povertà. I dati ce l'hanno detto, io veramente il lavoro che sta facendo la signora con Rete Veneta, io lo seguo già da un po' di tempo e davvero è impressionante, ma se noi andiamo in giro, tantissimi pensionati stanno scivolando verso la povertà estrema, specialmente le donne. Comunque, per tornare alla domanda che mi aveva fatto, sono riconosciute le rivalutazioni fino a 6 volte il trattamento minimo, che sono fino a 3.000 euro lordi mensili. Per questa tipologia, proprio per coloro che hanno dai 5 alle 6 volte, faccio per farvi un esempio, dai 2.500 ai 3.000 euro, verrà riconosciuta una rivalutazione della propria pensione dello 0,6% per l'anno prossimo. Cioè, guarda, vi rendete conto che è pochissimo. E vi dico, non stiamo parlando di gente, di quelle pensioni scandalose che tutti noi purtroppo abbiamo visto nei giornali in questi ultimi tempi, stiamo parlando di persone che hanno lavorato tanti anni, che hanno lavorato 40 anni di duro lavoro, che hanno versato i contributi. E ricordo che i dipendenti versano il 33% della loro parte, il 33% per il sistema previdenziale. Quindi voglio dire, alla fine della loro vita lavorativa hanno pure il diritto, no, di godere della pensione. E un'altra cosa voglio dire, proprio per il giovane che è andato via adesso. Noi dobbiamo affrontare anche quel grosso problema che è la pensione che i giovani avranno un domani, perché se in questo periodo di grossa crisi, con la disoccupazione giovanile che è al 40% attualmente, ma che pensione avranno i nostri giovani? Che quando gli andrà bene cominceranno a lavorare e comunque cumuleranno lavoro discontinuo. Bisogna che noi ci preoccupiamo anche di questo. Tra l'altro il sistema contributivo attualmente in vigore permette di avere un domani la pensione calcolata esclusivamente sui contributi che uno ha versato, e quindi questa davvero è una questione da porre in evidenza e di cui noi ci stiamo occupando. Anche per questo poi, concludo con questo, noi pensionati, unitariamente anche con i pensionati di CISL e UIL, appoggiamo la manifestazione che è stata proclamata dalle 3 confederazioni proprio di protesta contro questa legge scandalosa di stabilità. Allora, avete visto l'SMS che diceva sì, emigrano i giovani ma anche i pensionati. In effetti tanti pensionati scelgono di andare in paesi dove una pensione molto bassa può consentire una vita più dignitosa. Mirella, allora, sugli anziani, sulle famiglie che adesso ospitano i nonni che una volta si potevano permettere di curare nelle strutture apposite, no? È un altro grande problema. Ma tantissimi hanno riportato a casa i nonni dalle case di riposo perché la pensione serviva a loro per riuscire a sbarcare il lunario del fine mese, se no non ce la facevano. Ma quello che io vivo anche drammaticamente, e che ne parlavo proprio col presidente dell'ISRA Caldato di Treviso, è che mi ritrovo ad avere anche queste case di riposo dove anche la persona che è un po' in sec, perché non sono tutti vegetativi o tutti fuori di testa, viene collocato assieme a delle persone che non sanno neanche più di essere a questo mondo, poveretti. Perciò non abbiamo neanche le strutture, e qua stiamo parlando di costi, perché è tutta questione di soldi. Allora, se tu hai soldi forse riesci anche a invecchiare dignitosamente un pochino, ma se non hai soldi rischi che se sei da solo vieni messo con delle persone che solo a vederle, io che li frequento, ti viene da spararti un colpo in testa, perché non c'è spazio. Allora è tutta questione di soldi. Io manderei tutti i politici, e quando andranno in pensione, un mese basterebbe su queste case di riposo che non hanno i soldi per ristrutturarle, perché veramente è da mettersi le mani nei capelli. Ci sono delle liste d'attesa pazzesche, e pensate che se uno non muore perché è in sé, sta ancora bene, ma perché è solo per vari motivi non è più a casa,
e non c'è neanche posto per l'altro, dove li mettiamo queste persone qua? Sì, che mancano appartamenti, le case di riposo sono piccole, ripeto, le scuole cadono a pezzi, gli ospedali, avete visto Venezia, che ospedale abbiamo a Venezia, la città più bella del mondo, le stazioni, cioè ci sarebbe secondo me lavoro per tutti, perché basterebbe assumere e rinfrescare tutti questi bellissimi edifici che abbiamo. Abbiamo delle città all'interno delle città che stanno cadendo a pezzi. Perché non iniziamo a fare con l'edilizia, col sociale, con tutto, a riqualificare questi edifici e iniziare a far lavorare le persone? Perché qua se non li facciamo lavorare non gira l'economia, possiamo inventarci quello che vogliamo, ma non girerà niente. Qui ci vogliono soldi, bisogna che la gente torni a lavorare, torni a spendere, ma se loro non mettiamo un potere d'acquisto superiore, perché oggi si parlava di 500 euro di pensione, mi ho pensionati una stragrande maggioranza di gente per 250 euro, 150 euro, 125 euro, mi può confermare, sono sussidi, non sono neanche pensioni secondo me, ma come fanno a vivere queste persone? 65 anni sì, perché poi dai 65 anni scatta il diritto al trattamento minimo. Perciò queste persone qua non hanno neanche i soldi per prendersi le medicine, ma sono persone che hanno fatto il loro dovere, non hanno pagato i contributi, ma perché una volta non li mettevano in regola, non è per colpa loro, poveretti, che non hanno pagato i contributi, e allora questi mannaia ancora di più, anzi danno fastidio. Se tu glieli porti dai fastidio, perché io li porto e vedo le facce, quando mi vedono fanno oh no, eccola qua, questa è la risposta. Ma bisogna andare, bisogna farglieli, perché diventeranno anche loro così, solo che poi sfortunatamente per noi loro avranno tanti soldi per permettersi delle bellissime case di riposo o delle bellissime residenze. Informo che la crisi è appena iniziata e se non si taglia a Roma siamo finiti. Vediamo un altro servizio e poi vi presento nuovi ospiti. Grazie. Vediamo servizio sulla operazione Pantano. Di fango si parla. Ora è il momento degli interrogatori. Questa mattina in carcere il giudice per le indagini preliminari Lara Fortuna ha ascoltato i 3 imprenditori arrestati nell'inchiesta Pantano, Andrea Caporello, Roberto Unizzi e Manuel Marcon. Attraverso le loro parole gli inquirenti vogliono capire se ci fossero altre persone implicate o se tra gli indagati ci possa essere qualcuno che rischia l'accusa di concussione. Come funzionasse il sistema ormai è chiaro: regali e favori ai funzionari pubblici per conoscere informazioni sulle gare d'appalto e vincerle. Sono slittati a domani invece gli interrogatori dei 5 gli arresti domiciliari, la dipendente del comune, i 2 della provincia, il tenente colonnello dell'esercito e il direttore dell'Ater di Venezia, Luciano Aldo Marcon. Proprio da Marcon, direttore dell'Ater di Padova fino al 2008, partirebbe un nuovo filone su assegnazioni facili di alloggi ERP. Tra questi spunta il nome del leader dei disobbedienti padovani, Max Gallob, a cui nel 1998 venne assegnato un alloggio con un accordo verbale di cui non esistono documenti. È una buffonata, risponde Gallob. Ho decine di denunce per occupazione di case e questa notizia mi fa sorridere. Anche l'Ater si difende. Abbiamo fatto chiarezza anche sul sistema di vendita dei nostri alloggi, per cui è assolutamente pubblico sia il prezzo sia il modo di vendita, perché noi gli alloggi nostri sono destinati in primis ai nostri residenti, a quelli che sono affittuari, e soltanto nel momento in cui si dovessero rendere liberi per diversi motivi, allora vanno all'asta, e l'asta è pubblica. E sull'inchiesta che ha travolto gli appalti pubblici interviene anche l'Associazione Costruttori di Padova, che punta il dito contro le gare a ribasso. Se io faccio un ribasso e l'amministrazione può invitare anche più ditte, che ne inviti quanti ne vuole, vengono tagliati i ribassi eccessivi e quelli invece inferiori, quindi rimane in mezzo una fetta di imprese, di quelle si fa la media, quindi più casuale di così è impossibile. Eppure le amministrazioni continuano a insistere a fare il massimo ribasso. Allora, vi presento altri ospiti. Giuseppe Ronzulli, buonasera. Ronzulli, disoccupato di Resana, sì. Buonasera, e Maria Vincenza Cerami, disoccupata anche lei a Bassano. Vincenza Cerami fa ricordare Vincenzo Cerami, che è stato un grande scrittore, che quello è l'autore della Vita è bella di Benigni, tante altre cose splendide. E poi un altro invece ospite della Ditec, Massimo Carrer. Buonasera Carrer. Ecco, partirei da lei anche per sentire, prima abbiamo sentito Silvia Gallon, volevo sentire anche la sua opinione. Ma il problema adesso che con
l'apertura della procedura di mobilità. Noi adesso, io sono in cassa integrazione alle cifre che sappiamo, quindi a 750 euro, praticamente la mia famiglia è monoreddito perché mia moglie fa un paio d'ore al giorno, diciamo non ha trovato altro, e un bambino di 4 anni che va all'asilo. La situazione adesso diventa abbastanza critica, un mutuo da pagare. Fortunatamente mi mancano solo 2 anni, quindi mal che vada con la liquidazione andrò a coprire le rate del mutuo che mancano, però finito quello il problema resta. Il lavoro si trova 2 mesi, 3 mesi, tempi determinati. Il tempo indeterminato che avevamo noi ormai è un sogno, anche perché non esiste più un tempo indeterminato, perché col caso della DITEC da oggi a domani ti trovi a casa. Quindi la situazione è abbastanza critica. Sul caso delle delocalizzazioni purtroppo bisogna andare in cerca cosa è successo tanti anni fa, perché province di Treviso, Venezia, nel Veneto si è cominciato a delocalizzare molti anni fa. Bisognava forse pensare allora di mettere un freno a questa situazione. Adesso c'è una proposta di legge presentata in Parlamento, speriamo che venga discussa. C'è qualche buon politico che si darebbe anche da fare, ce lo ha dimostrato stando vicino a noi i lavoratori della DITEC, però purtroppo a volte, sebbene questi abbiano buona volontà, si trovano con le mani legate, non gli danno lo spazio per poter lavorare, per portare avanti i problemi dei cittadini. Questo è un problema grosso, cioè c'è qualche buon politico che ha voglia di fare, purtroppo resta un po', diciamo, insabbiato. Senta Bergamo, una notizia buona che è arrivata da questo governo è quella nel dramma, no, di questa economia, è il rifinanziamento della cassa integrazione, no? Che non so quanti siano, se siano sufficienti questi milioni che sono stati stanziati, ma meglio che niente. Per quest'anno sì, dicono, per quest'anno sì dicono. Per quest'anno. Il prossimo anno infatti noi che abbiamo una cassa in deroga 12 più 12, oltre che devono uscire il 30% degli esuberi, dobbiamo anche sperare che i soldi ci siano. Ma finché questo Paese non fa una buona politica industriale, le banche non ritornano a fare le banche, che credono negli imprenditori, questo Paese non può ricrescere, perché non c'è un sistema che lo fa ricrescere, e quindi è inutile che noi parliamo qua ore e ore e ore. Questa purtroppo, la politica, come diceva il mio collega, del territorio, qualcuno vuole fare qualcosa, ma viene fermato, si capisce benissimo che viene fermato. C'è una logica nazionale, la massoneria, la chiamiamo così, questa è la realtà. Noi siamo comandati dai massoni alla fine. Si parla solo di Renzi, si parla solo di Berlusconi, questo è un sviare solo il vero problema del Paese, il lavoro. Se noi non riportiamo il lavoro, come diceva la signora, è inutile discutere qua ore e ore, è il lavoro che porta il progresso, che porta la ricchezza, che porta... Se noi non lavoriamo, è inutile discutere ore e ore. Politica industriale, banche ritornano a fare le banche, e che credono degli imprenditori, far restare gli imprenditori italiani in Italia e fare la stessa politica che stanno facendo i paesi qua attorno, perché non stiamo parlando solo di Cina o di Vietnam o di cosa, ma abbiamo la Romania. Io ho parlato la settimana scorsa col console onorario della Bosnia, che stava facendo una campagna ma stratosferica per portarci via gli imprenditori. Ma anche io, se sono un imprenditore, dico cavolo, almeno vado là per un paio d'anni, mi recupero le forze. Ma non deve essere così, anche l'Italia deve fare questo. La stessa Austria si sta portando via gli imprenditori. Perché il concetto è, magari uno dice usciamo dall'euro, io non lo vedo bene, cioè non la capisco, stanno creando un'Europa di serie A e un'Europa di serie B. Noi siamo l'Europa di serie B. Forse C. Forse C ormai. Anche senza forse. Va bene, comunque è così. La Germania, si attacca alla Germania, noi siamo contro la Germania. La Germania sta facendo la vera politica, sta facendo politica nel loro territorio, sta salvando il loro paese, quindi
l'hanno cominciato prima di noi, noi arriviamo sempre troppo tardi, quando praticamente i buoi sono scappati, come si dice, no? Allora, se noi iniziamo da domani a basta queste cose, ma parliamo di lavoro, parliamo di occupazione, parliamo solo nel sociale quanti posti di lavoro potrebbero esserci. Ormai siamo un paese di anziani, si parla di disoccupazione giovanile, perfetto, 40%, ma i 2 milioni di disoccupati tra i 40 e i 50 anni non ne parliamo mica? Che questi hanno, come me, che io sono in cassa integrazione, sebbene che sono sindacalista, perché io non sono un segretario, sono un semplice RSU, quindi sono un lavoratore come gli altri. Adesso io mi devo ricollocare nel mondo del lavoro e sto vedendo cosa posso fare, perché quello che facevo prima non è richiesto. Non è richiesto in questo mondo del lavoro. Allora io devo ricollocare. Io dico, il messaggio mio è questo: gente, venite fuori da quelle case, fatevi vedere, non vergognatevi, non c'è nessuno, può capitare a chiunque. Ho parlato la settimana scorsa con Armando Trevisol, e praticamente gli aiuti alle persone bisognose vengono sempre date da chi ha meno di tutti. C'è una signora a Mestre che prende 750 euro di pensione al mese e lei ogni mese versa dai 50 ai 100 euro per i più bisognosi. È una cosa fantastica del popolo italiano, voglio dire. Il cittadino italiano è una cosa fantastica. Come dice Benigni, è nata prima la cultura, dopo è nato il paese. Però comunque, ritornando al discorso di prima, se non si fa una vera politica industriale e non si dà una bacchettata alle banche, perché questa è la vera realtà, perché l'imprenditore non può accedere al credito, e se l'imprenditore non accede al credito come il libero cittadino non potrà mai espandere la sua azienda nel mondo globale. Cosa vogliamo fare qua? Un paese di morti? Noi ma anche tutta la gente che ruba, non abbiamo leggi, ogni mattina ti svegli sul giornale, enti pubblici, tutti che rubano, tutti che portano via, non abbiamo mai soldi per noi. Finché lasciamo che questi dirigenti prendano questi soldi a man bassa e nessuno li controlla, perché loro che dovrebbero essere i controllori non controllano niente. Allora noi cittadini, io dico, andiamo in piazza, ma civilmente. Non sto dicendo di andare Ma è il sistema che è ormai in marcia, non lo cambi più. Ma cosa andiamo a fare in piazza che neanche ci guardano? Ma quante volte siamo andati in piazza? Perché in piazza ci andiamo in 1000. Ma cosa ci andiamo a fare? Vedrete i risultati, non serve a niente. È il sistema che è marcio e non lo vogliono cambiare, è là il problema grande. Ma se tu in piazza ci vai con 1000 e invece di andarci con 50 milioni, è una bella differenza. No, ecco, l'abbiamo detto tante volte, se un giorno 5 milioni di veneti, ma ne basta uno, circondassero Palazzo Chigi, insomma, ma pacificamente, no? E facessero come facevamo noi al liceo, il rumore dei bombardieri, no? In 25, no? Entrava il professore di religione e si spaventava. Potrebbe essere, diciamo, un deterrente, cioè forse si accorgerebbero che la situazione sta cambiando. Volevo dire un'ultima cosa, quello che volevo dire è questo: bisogna essere uniti, non bisogna fare la manifestazione dei 10, l'ultima grande manifestazione che ha fatto la CGIL è stata con Cofferati, dopo non è stato più fatto niente, là è finito tutto, con 3 milioni in piazza. L'adozione della soluzione greca è inevitabile, licenziamenti di migliaia di dipendenti pubblici e taglio delle pensioni sopra un certo tetto. Allora Giuseppe Ronzulli, ci racconti un po' la sua storia. Intanto buonasera a tutti, grazie di avermi dato la parola direttore. Allora io me l'ho preparato una scaletta, ma sembra quasi che l'abbiamo completata questa scaletta. Però di una cosa sola non abbiamo parlato. Io sono un ex artigiano, disoccupato, iscritto all'ufficio di collocamento, e quindi diciamo un argomento di cui non abbiamo ancora parlato, perché ci sono disoccupati, c'è l'artigiano, c'è il sindacato e niente, la mia storia è solo questa. Lavoravo nell'edilizia, un lavoro che mi è piaciuto tantissimo, l'ho praticamente traslocato dal sud al nord, perché io sono meridionale, anche se 20 anni fa, come negli anni 70 in Piemonte non si affittavano appartamenti a meridionali, ho trovato anch'io la stessa difficoltà, però mi sono integrato con la forza di volontà, la voglia di fare, sono riuscito a fare qualcosa. Prima chiaramente ho fatto quello che ho trovato 20 anni fa e poi con caparbietà e con volontà ho cercato di fare qualcosa per me, per la mia famiglia. Ho 2 bambini, una bambina di 13 anni e un bambino di 4. Però nell'ultimo anno purtroppo
senza fare demagogia, parlare di tasse, cuneo fiscale, pressione sulle tasse che si pagano troppo alte, 60%, 70%, il problema è che non c'è lavoro. Il problema è che fino a quando lavoravamo si pagava, il problema è che se non si lavora non si paga. Io personalmente ho fatto degli investimenti, ho acquistato attrezzature, mi sono fatto aiutare anche da gente, perché da solo nell'edilizia non si fa niente, bisogna essere in 2, in 3, in 4 e il collega mi può anche dare ragione, e quindi questa è gente che va pagata dopo, i materiali, quindi si fanno investimenti. Il problema è che quando poi a un certo punto tutto su un colpo, e forse qua è stato il mio errore, dovevo accorgermene prima, oppure dovevo non dare ascolto al mio orgoglio, volevo cercare di resistere, e invece no, dovevo smettere prima. E dove mi sono ritrovato? Che ho le banche che mi telefonano, perché devo rientrare. C'è Equitalia che mi manda cartelle, col 30% in più di quello, perché qua stiamo parlando non di spiccioli, cioè se io ho un debito di 1.000 euro perché non ho versato l'IRPEF, non mi arriva 1.010 euro, no, mi arrivano 1.300, quindi voglio dire, questi sono interessi, spese e usura. Okay? Quindi un'altra cosa che volevo anche dire, al di là del discorso delle banche, io finché che portavo 60-70 mila euro in banca dal mio direttore, il mio direttore mi apriva la porta della banca. Oggi non mi guarda neanche, non mi parla neanche. Io per dover rientrare in un debito devo parlare con il cassiere, perché il direttore non mi dà più retta, perché non sono più un cliente che porta denaro. Ma io vorrei dire anche un'altra cosa, che anche quando non ce li ho mi derubano, perché se io sono sotto di un fido e non riesco a rientrare, loro non mi danno una mano, non mi dicono: senti Giuseppe, sediamoci a tavolino, troviamo una soluzione, quanti soldi puoi darmi al mese? 10 euro, 20 euro? Cerchiamo di rientrare, invece no, non te lo propongono, perché tu continui a pagare interessi, continui a pagare servizi, e quindi praticamente siamo lasciati allo sbando. Quindi io capisco i disoccupati che comunque percepiscono una parte, pochi, anche io pago un mutuo e ho 2 bambini, ho versato per 25 anni i contributi, però sono un artigiano, non ho diritto alla disoccupazione. Questo era il problema. Ho cercato di non pagare il mutuo, di sospenderlo, non posso, perché la legge italiana dice che un artigiano non ha una perdita di lavoro, non si può interrompere il pagamento di una rata di un mutuo perché tu non sei un lavoratore dipendente, sei un artigiano. Cioè, allora voglio dire, io non sono diverso da lei o da chiunque, però ho 2 bambini da sfamare, finché che sul tavolo di casa mia ci sarà il pezzo di pane, purtroppo come tutti gli italiani staremo là, ci guarderemo in faccia, discuteremo, ci arrabbieremo, fuori dall'euro, dentro l'euro, faremo tutti i discorsi che vogliamo, belli o brutti che siano, ma finché c'è il pane per i nostri bambini, e qua non penso che ce ne sarà ancora per molto. Questo è quello che volevo dire, questa è l'ultima parte della scaletta che avevo tenuto, però visto che il resto dei discorsi sono stati affrontati, ho voluto solo precisare questo. Complimenti, Grazie. ha detto Grazie. delle cose molto importanti. Mirella, chissà mai se ti trovi a dare qualche borsa a qualche politico, così almeno saprebbero cosa vuol dire la ruota, gira, prima o poi gira per tutti. Ma non si sa mai, Sì, Beh, siamo tutti a rischio, diciamo. Siamo ormai, tutti no? a rischio, però io sono convinta che se noi ci muoviamo tutti, ma ci muoviamo in massa però, ma in massa dobbiamo muoverci, qualcosa si cambia. Però io, scusatemi se lo dico, io faccio parte di associazioni, mi confronto, però non facciamo mai squadra. Non si riesce a fare squadra. All'improvviso sembra che siamo uniti e poi c'è un qualcosa che interrompe il meccanismo e ci troviamo ognuno per conto suo. C'è qualcosa veramente, non si riesce, o che siamo noi italiani, scusatemi, o che siamo noi italiani, non siamo seri. Perché sì, la Germania, ma la Germania è seria, ragazzi, non è mica l'Italia, Ma una là non si seria. scherza mica, guardate qua, andate in giro qua, cosa facciamo? Ne combiniamo in tutti i colori? Ma che serietà abbiamo? Il nostro problema è la politica. La politica e la serietà, ma sono loro che ci rappresentano, siamo noi, e siamo noi quelli. In realtà
lo Stato è servitore del popolo, Ho non il capito, contrario. però è inutile che noi facciamo manifestazioni quando è stato Conferati non riusciamo più a portare i numeri che portavamo, vuol dire che la gente si è stancata, non vede risultati. Ho capito, ma allora cosa facciamo? Niente? Ma sono i politici che si devono muovere, Ma i politici non si muovono. ma sono loro con le associazioni di categoria. Una manifestazione organizzata oggi per spingere i nostri politici a cambiare le cose, in un momento in cui ci sono due partiti antagonisti che comunque si dividono la torta, non serve a nulla. Abbiamo uno strumento in Italia che è il voto. Quando io sento, so stufo, non vago a votare, è sbagliato. È l'unico strumento che hai per ottenere qualcosa. Sì, ma con una legge elettorale nuova. No, però. naturalmente io devono farla. Io perché devo votare per forse, poi trovarmi scilipoti? Certo, dottore. Per fare un, ed per è fare forse un l'unica nome. funzione interessante che ha il capo dello Stato oggi, perché poi in definitiva, diciamocelo, era scritto anche lì, 240.000 euro all'anno. Non sono niente, il capo della polizia ne portava via 680.000, poveretto è morto, mi dispiace per lui, ma almeno non prenderà la pensione, ma 680.000 euro di stipendio a un dirigente dello Stato, e pensate quanti dirigenti ha lo Stato. Ecco perché insisto col dire dobbiamo tagliare le spese pubbliche, tutti quegli enti inutili vanno tagliati, ma torniamo al ragionamento del metterci insieme, non serve fare la dimostrazione, andiamo tutti a votare. Non solo il 45 e il 50% degli italiani, e individuiamo una forza politica che sia onesta, chiara, sincera, che abbia delle idee, che abbia un programma, che sia di destra, che sia di sinistra, non mi interessa, sono tutte uguali. Io voterò per chi dirà taglierò la spesa pubblica e abbasserò le tasse, è l'unico sistema che abbiamo per tornare a far girare il volano. Creare dei posti di lavoro li creiamo solo se diamo denaro, e per dare denaro, vi chiedo scusa ancora un secondo, dovremmo adottare lo stesso sistema tedesco. L'Italia compra il denaro con i buoni del tesoro e li paga il 4,5%. La signora Merkel, che ha letto bene il trattato, ha conservato una banca nazionale e paga il denaro lo 0,5%. Ora, facciamo quattro conti e vediamo. Allora, prima di sentire di nuovo di Sarò, la signora Cerami, allora ci racconti la sua storia, signora? Buonasera a tutti intanto. Io stasera sono qui perché da un po' di tempo, purtroppo, scusate, io mi emoziono. Non si preoccupi, da un po' di tempo? Non ho più lavoro, purtroppo. E non se ne trova, perché non se ne trova neanche a morire. Perché? Perché ormai sono anziana, ho 58 anni, non ho diritto di lavorare. Che lavoro faceva prima? Io ho fatto un po' di tutto, ho fatto assistenza, ho fatto pulizie, ho fatto un po' di tutto, ho sempre lavorato in vita mia. Però da 4 anni a questa parte, proprio zero. Ho un marito disabile a casa, che prende una pensione di invalidità di 260 euro, un figlio di 18 anni, una ragazza di 38, tutti a casa, senza lavoro. Come facciamo a vivere? Io sento parlare quei politici che guadagnano 3.000 euro al mese, al giorno, cioè 90-100.000 euro al mese. Vorrei farle provare a uno di quei signori, 3 giorni della settimana, la vita che fa un cittadino italiano che non ha lavoro, e vedere un po' come si comporta e cosa fa. Basta, ho detto tutto. Ho detto tutto. Senta signora, immagino che questo non sia il suo primo sfogo. Che risposte ha avuto? Cioè, quando lei ha parlato della sua situazione, e con chi ne ha parlato? Ha chiesto ad aziende? Ha chiesto... Io ho parlato, sono andata a chiedere aiuto alla Chiesa, sono andata a chiedere aiuto alla Caritas, sono andata a chiedere aiuto ad amici. E l'ultima volta che sono andata alla Caritas mi hanno detto: signora, non ci sono più fondi, non abbiamo più niente da dare da mangiare. E io cosa mangio? Vivo d'aria. Dove vivete voi? Io vivo a Bassano. A Bassano? Sì. Bassano del Grappa. Vivo a Bassano del Grappa. Bassano del Grappa, noi... questa era la quinta potenza industriale nel mondo, insomma era la locomotiva del nord-est. Adesso ci sono gli imprenditori che da Bassano vanno a dormire nei campi e nelle calli di Venezia, cioè veramente
è incredibile, è grottesco. Siamo nella disperazione più totale. Ecco, non bisogna mai perdersi d'animo, no? Perché bisogna sempre dirlo, come diceva prima Silvia Gallon, anche poi tra l'altro i giovani hanno più energie, hanno più speranze, hanno più forza, ma anche quando si raggiunge una certa età non bisogna lasciarsi andare. La sua figlia di 38 anni non trova lavoro neanche lei? Non riesce a trovare lavoro, sono 2 anni che è a casa, il ragazzo è 18enne, quando gli chiedono che lavoro hai fatto, ma se ho appena finito le scuole, è il primo lavoro, il primo impiego, mi dispiace ma lo cerchiamo con un po' di esperienza. Ci vogliono sempre un po' di esperienza, uno che ha 18 anni l'esperienza allora uno così non vive più. Dovrà pure incominciare prima o poi, no? Cioè Le racconto un fatto, direttore, sì. C'era un cartello fuori su un centro, un discount diciamo, sì. Cercasi macellaio e vedo sto cartello un giorno, 2 giorni, io mando persone, a un certo momento dico scusate, è un pezzo che vedo questo cartello, ma cosa ci vuole, la laurea? Cioè, cosa hanno? Perché io so che sono stati portati i curriculum. Cioè, cos'è che non va bene? Ma non siamo noi, giustamente. Bisogna rivolgersi alla direzione. Cioè, ma io non riesco neanche a capire. Cioè, se rimane fuori il cartello 20 giorni, con la crisi di lavoro che c'è qualcosa che non mi torna. Cioè, allora ci vuole la laurea anche per fare il macellaio, per fare il giardiniere, per fare... Cioè, non si riesce più a capire niente. No, e queste persone che portano questi, che portano questi curriculum sono talmente demoralizzati dopo perché non hanno nessuna risposta, non ricevono nessuna risposta. Perciò poi mi chiamano e mi dicono Mirella, ma guarda che l'ho portato il curriculum, sai, l'ho portato, ma non mi hanno ancora chiamato. Ma io da chi devo andare? Ecco, io vorrei chiedere alla sindacalista. No, in queste circostanze cosa si fa? No, quello che mi ha colpito adesso, se posso, del racconto che la signora faceva della situazione della propria famiglia, è che in uno Stato, in un paese civile, no, come dovrebbe essere il nostro paese, l'Italia, la prima questione che i nostri politici si dovrebbero porre è di dare dignità alle persone. Non può essere che una famiglia come quella della signora, che adesso in una situazione davvero disagiata, che non ha i mezzi necessari per vivere con dignità, dovrebbe avere l'aiuto che merita. Quanto si è parlato di reddito minimo di inserimento? Ancora mi ricordo quando c'era ministro la Livia Turco anni e anni fa, aveva cominciato la sperimentazione del reddito minimo di inserimento, cioè almeno per i giovani, era questo, che non trovavano lavoro, 500.000 lire all'epoca al mese, poi si doveva andare avanti e dopo la sperimentazione arrivare al reddito. Adesso una forza politica che non voglio nominare ne ha fatto battaglia politica dicendo bisogna dare il reddito minimo garantito a queste famiglie, e qui abbiamo la signora che ha portato l'esempio della drammaticità della sua vita quotidiana, e poi vediamo insomma come ci prendono in giro e a che teatro dobbiamo noi assistere tutti i giorni. I cittadini e le cittadine italiane sono esasperate, però anche se sembra banale dirlo, poco fa è stato richiamato, noi abbiamo davvero bisogno di una legge elettorale cambiata, perché io voglio vederlo in faccia, il parlamentare che mi va a rappresentare a Roma, e poi voglio andargli a domandare periodicamente cosa sta facendo per me, per le persone come la signora, per coloro che perdono il lavoro, per i pensionati che non ce la fanno ad arrivare alla fine del mese e che vanno a raccattare dentro, come diceva qualcuno prima, ai resti nel mercato per vedere di portare qualcosa a casa. Questo dovrebbero avere in mente i nostri politici. E invece guardate, c'è la prima cosa, lo dicevo all'inizio, gli sprechi. Ma guardate che gli sprechi sono immensi nel nostro paese, ci sono enti inutili, dichiarati inutili da decenni e che sono ancora là e che addirittura assumono personale, cioè sono queste cose, guardate, sono davvero scandalose. Io non ho parole da questo punto di vista, non so veramente più cosa dire. Stipendi garantiti statali eccetera, 30% in meno, stipendi non garantiti, operai eccetera, 30% in più, chi protesta può cambiare.
Volevo sentire Di Sarò, ma lei voleva dire qualcosa, signora? Poi andiamo da Maurizio Di Sarò. Questo che quando si dice 270 euro al mese, uno dice non ce la faccio ad arrivare alla fine del mese. Quando senti certe persone che prendono magari anche un po' di più, 1000, 1500, cioè noi non ce la facciamo. E cosa deve dire uno che ne guadagna 270? Certo. Come vive? Certo. Io ho mio marito che è malato, ha bisogno di medicine, esenzione ticket. Ma le medicine le paga lo stesso, il minimo del ticket, perché quelle non fanno parte di quella patologia e quindi è costretto a pagarle. E allora 2 di qua, 4 di là, 5 di là. Come ci arrivo alla fine del mese? Neanche dopo 3 giorni non ne ho più. Non ne ho più. Siamo una massa di conigli, bla bla, ribelliamoci tutti, abbiamo tutto da guadagnare, niente da perdere, svegliamoci una volta per tutte, ora o straccioni per sempre. Allora, Maurizio Di Sarò. È una disamina terribile di quello che sta succedendo in Italia ormai qua. Storie come quelle del collega, della signora, storie che sentiamo quotidianamente. Io sono anche consigliere di associazione di categoria e quindi può capire il collega artigiano quanta gente mi si rivolge, si parla, si sente, un macello. Le banche sono le uniche che sono abilitate in questo momento, che sarebbero abilitate, vista la loro funzione, a fare da volano alla ripresa dell'economia e non lo fanno assolutamente. Questo è assodato. Il governo, ormai il governo questo Letta, il governo prima di Monti e anche i governi prima, si guarda bene sono governi teatrini, bisticciano, si amano, si odiano, cioè proprio cose che alla fine è tutto un tornaconto per loro. Dobbiamo metterci in testa una cosa: il partito delle aziende che organizza la manifestazione domani mattina, e il signore giustamente è opinabile quello che dice, lui dice per me non servono in questo momento perché sono magari forse intendeva dire che sono delle forze che si perdono di qua e di là, mentre con l'unione si potrebbe fare delle belle cose. Allora io dico, domani mattina alla manifestazione di Padova abbiamo altre associazioni che intervengono, c'è il Partito delle Aziende, c'è Artigianato Padovano, Pronto Intervento Aziende, Confedercontribuenti, SOS Economia Italia. Insomma, per essere un piccolo partito abbiamo, diciamo, delle persone che condividono almeno la linea non intendevo dire che siete un piccolo partito, sia chiaro, ma lo so benissimo, vada tranquillo. Abbiamo delle associazioni che condividono che è arrivato il momento di cominciare a fare qualcosa. Cominciamo da Padova domani mattina, poi fra domani e sabato so che anche a Venezia c'è una bella manifestazione, ok? Allora è ora di cominciare a dimostrare il dissenso, bisogna cominciare a dare segnali di insofferenza. Poi se riusciamo a essere coesi, se riusciamo a raggrupparci, magari non avremo una linea completamente condivisibile da tutti, però non è detto che si possano smussare gli angoli, si possa un attimo vedere un attimo di rettificare certe cose, ma se riusciamo a coalizzarci tutti quanti quelli che si lagnano, diciamo, proprio per dirla così, le aziende che ormai tutti quanti ne hanno fino a qua, pensionati, operai, disoccupati, esodati, saremo un esercito che riuscirà a scalfire e a mandare fuori dalle scatole questa mala politica che sono 30 anni che ci stanno massacrando, gradualmente ci hanno massacrato. Abbiamo un debito pubblico che è al 133 rotti per cento, siamo stati buttati fuori dai G8, ma una cosa, buttati fuori dai G8, siamo diventati il 9° paese come potenza economica, l'Italia. Se uno che è morto 25-30 anni fa risuscitasse in questo periodo e dice è meglio che muora un'altra volta, scusami, la guida in Veneto, cioè è una roba terribile. Posso darle un dato? Pazzesco. Mi consente, dottore? 3 settimane fa l'associazione I Forconi in Sicilia ha bloccato le autostrade e per una settimana hanno fatto, bravissimo, e le televisioni a livello nazionale non ne hanno parlato. Ecco perché prima dicevo, in questo momento siamo in pochi,
dovremmo prima parlarci tutti quanti, tutti come ha detto lei, e poi tutti assieme fare una cosa del... Perché io ho paura che voi la facciate con grande merito, ma che nessuno, se non ci sono le televisioni private come quella che rappresenta il dottore, nessuno ne parlerà. Ci saranno delle testate giornalistiche, delle TV. Vi auguro un successo strepitoso. Ma magari, diciamo che non pretendiamo di fare chissà cosa, perché noi non siamo quelli che rincorrono i giaguari per smacchiarli o quelli che girano con la pistola in tasca, che vanno in giro ad aprire i parlamenti come le scatolette di tonno. Noi siamo la gente comune, quella che lavora, perché se mi guardate le mie mani qua, io sono uno che lavora, ho tagli dappertutto, sono rovinate ste mani. Io ho lavorato fino alle 6 di stasera e adesso sono qui e poi mi impegno in politica e mi disturbo e continuo e vado per le televisioni private, i giornali, destra, sinistra, dappertutto a dire queste robe qua. Perché io sono uno che lavora e sono uno che ama l'Italia, amo il mio lavoro e amo la gente. Io vedere queste situazioni qua, la signora, il mio collega, le persone che vanno a rovistare nelle immondizie, non le accetterò mai, mai. E quindi io mi ribello a questa cosa, vado in piazza, scendo in piazza, dico quello che devo dire e sicuramente magari una coscienza la sveglio. E se riesco a svegliare una coscienza, per me è già un grandissimo successo. Allora Mirella Tuzzato, Mirella, volevi citare a qualcuno le suore? Volevo ringraziare intanto le suore del Menegazzi, che ieri sia l'Istituto Menegazzi di Anziani, che ieri pomeriggio sono venuti a farci visita al nostro banco alimentare e sono la superiore suor Ornella, suor Pia, suor Teottima, suor Anna Grazia, suor Savina e suor Franceschina, perché anche questi sono segni di solidarietà e io le ringrazio veramente di cuore. Poi volevo ringraziare tutti i bassanesi e dire che anche questo sabato e domenica saremo a Bassano all'Expo, che ci sarà la bellissima fiera gustosa con tutti i nostri prodotti del territorio, perciò venite a trovarci, che voi non avete idea cosa ci portano da vestire, da mangiare, ci danno un contributo veramente e la gente ci dice andate avanti, però bisogna andare avanti uniti e questo la trovo un po' difficile. E poi volevo salutare, direttore, se me lo concede, il signor Mario da Belluno, perché ieri sera, prima che uscissi dall'ufficio e sono arrivata tardissimo, mi ha chiamato questo signore dicendo voi vi dimenticate di Belluno, non venite mai a Belluno. Allora io ho detto ma cominciate a farvi sentire voi, perché non è che noi possiamo andare con le telecamere in cerca di chi. Se voi mandate i messaggi, se voi scrivete, io ho visto che ieri sera sono arrivati tantissimi messaggi da Belluno, perciò ringrazio il signor Mario, però come dicono e diciamo questa sera fatevi sentire, perché se voi non ci mandate i messaggi, se voi non chiamate Rete Veneta per i problemi che avete, non è che noi possiamo partire a caso, perciò Mario vai che noi ci siamo. Allora salve, parlate anche dei vari gestori di distributori carburanti, questo è importante, che chiudono per concorrenza sleale, sono migliaia di famiglie. Senta Bergamo, da chi aspettate risposte? Diciamo, immagino che abbiate attivato dei meccanismi. Noi continuiamo, noi siamo a casa adesso, 57 lavoratori, però la lotta non si è fermata. La lotta in primis per noi è portare un progetto contro la delocalizzazione selvaggia, che questo non vuol dire, come tanti mi fraintendono, che l'azienda se viene in Italia non può più uscire. L'azienda che viene in Italia fa il suo business, fa le sue cose, però se va via paga, non deve pagare il cittadino. Questo è un costo per lo Stato italiano. Questa non può distribuire la ricchezza dello Stato perché deve pagare le casse integrazioni, fortunatamente purtroppo per tante categorie non c'è nemmeno quella, e questo qua deve arrivare al Parlamento italiano. Le aziende che vogliono venire qua, multinazionali, perché non sono, io non le considero aziende, non sono imprenditori, sono finanziarie, logiche del profitto, che vengono qua e vogliono fare business. Dopo, quando hanno capito che qua in Italia business non si può fare, vanno in un altro paese dove si può mangiare di più. Beh, allora tu puoi andare dove vuoi, ma tu paghi sul territorio nazionale, tu paghi la cassa integrazione, tu paghi la mobilità. Quindi può anche pensare un attimo prima di andare via. Dice, mi costa di più andare via o mi costa meno restare qua? Lo fa la Germania, non lo fa, la fa la Francia. Solo in Italia non si può mai fare niente, come mai? Questo non riesco a capire, in Italia non si riesce mai a fare una legge che tuteli il cittadino, mai. Ma non si riesce, non voglio. Diciamo, non si riesce. Posso l'ultima battuta?
Domani mattina abbiamo la manifestazione a Padova in piazza Cavour dalle 9:30 in poi. Lunedì mattina sarà depositata una corona d'alloro in piazza Verona di fronte al monumento dei lavoratori in onore degli imprenditori che non hanno retto alla crisi e che hanno ceduto il passo a una soluzione estrema. Grazie. Grazie a lei. Allora chiudiamo qui questa puntata con tante testimonianze, tante notizie anche che ci avete dato di SMS. Se volete rivedere le puntate di Focus potete farlo anche stasera, appena finisce questa puntata. Se andate sul nostro sito www.reteveneta.it, appena rifatto, è davvero straordinario il lavoro dell'ingegnere Enrico Parolin e della sua squadra. Trovate un'icona dove potete cliccare e vedete questa puntata o quella di una settimana fa, di 10 giorni fa, e quindi potete rivederla e poi potete fare molte altre cose e partecipare anche al nostro gruppo Facebook. Abbiamo già un gruppo di 11.000 persone che sono iscritte nel nostro gruppo e quindi sta andando benissimo. Grazie a tutti davvero, grazie a Mirella Tuzzato, ai volontari, ai giornalisti e ai tecnici che ci seguono in questa operazione e grazie agli ospiti ovviamente e a voi che ci avete seguito. Mandatemi il contributo, grazie. E mandatemi il contributo, grazie. Arrivederci, grazie, buonanotte.